amministrative, poche ore all'apertura delle urne. In Veneto 50 comuni al voto. Occhi puntati sulla sfida di Venezia e sui dati dell'affluenza. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. E con l'appuntamento delle urne torna anche quello con la maratona elettorale di Antenna 3, lunedì dalle 13:30, edizione straordinaria del telegiornale che proseguirà fino a tarda sera con Ring. Terribile schianto tra 3 automobili a Rovigo, una delle vetture finisce in un fossato, 7 i feriti, tra i quali 2 bambine, la più piccola in condizioni molto gravi. Il delitto Casagrande riaperto dopo 35 anni a Roncade, parla il nipote della vittima, DNA prova non cancellabile, ora bisogna spiegare il perché. Il nuovo indagato Paolo Gorghetto continua a optare per il silenzio. Per quasi 20 anni ha fatto vivere a moglie e figlia un inferno fatto di violenze e umiliazioni. I carabinieri arrestano e allontanano nel Padovano un padre e marito che era arrivato a frustare la bimba minorenne e tentare di soffocare la consorte. Il caso dell'ex professore di religione accusato di abusi sui minori dopo giorni di silenzio, parla il vescovo di Padova Claudio Cipolla. Blocco dei tir sospeso dopo che Palazzo Chigi ha promesso lo stanziamento di 300 milioni e la proroga del taglio alle accise, ma gli autotrasportatori avvertono non è un assegno in bianco al governo. Aveva iniziato una corrispondenza romantica per spillare denaro nei social fingendosi un noto cantante in raggiro di una ventenne di Sinigallia, però è stato scoperto dai carabinieri di Schio. Promozione e onorificenza in arrivo per il poliziotto in servizio a Padova che ieri ha salvato dalla morte 2 anziani nell'incendio della casa a Torri di Quartesolo. La forza di agire, racconta, l'ho trovata negli occhi di mio figlio. Buonasera e benvenuti all'edizione del Veneto del telegiornale di Antenna 3. Dunque tra poche ore si aprono le urne, sono 50 i comuni al voto in Veneto per eleggere sindaco e consiglio comunale. Complessivamente sono chiamati alle urne poco più di 400.000 elettori. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio nelle città con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno, un'eventualità che in Veneto potrebbe verificarsi in 7 comuni: Venezia, Castelfranco Veneto, Albignasego e Monselice per la provincia di Padova, San Bonifacio nel Veronese, Arzignano e Lonigo in provincia di Vicenza. Complessivamente in provincia di Padova si vota per il rinnovo di 12 consigli comunali, 10 a Vicenza e a Verona, 8 a Belluno, 6 a Treviso, 3 a Venezia e 1 a Rovigo. E con l'appuntamento delle urne torna anche quello con la maratona elettorale di Antenna 3, lunedì dalle 13:30, l'edizione straordinaria del telegiornale che proseguirà fino a tarda sera con Ring. I risultati, le voci, i protagonisti. I riflettori di Antenna 3 stanno per accendersi sulla sfida elettorale delle amministrative 2026 con oltre 400.000 veneti chiamati alle urne per la sfida del voto che tra i 50 comuni vede Venezia a capofila dell'attenzione generale. Lunedì dalle 13:30 al via la maratona con l'edizione straordinaria del nostro telegiornale, una diretta non stop per raccontarvi tutto in tempo reale come sempre. Dall'attesa per la chiusura ufficiale delle urne e i dati dell'affluenza, costante incognita in ogni elezione, allo spoglio dei voti con le sentenze tra promossi e bocciati di questa sfida. I nostri inviati sul campo, gli ospiti in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino per commentare e analizzare minuto dopo minuto l'andamento del voto. Allora, buonasera, ben ritrovati con Ring, sono le 21. Una giornata intensa che continua nella prima serata di Ring. Nuovi collegamenti e ancora ospiti fino a tarda sera per approfondire l'esito delle urne, le conseguenze del voto nel panorama politico. Chi vince e chi perde lo saprete su Antenna 3. La maratona sta per partire. Alle 13:30 di lunedì il viaggio comincia. Grave incidente intorno alle 14:30 in via Amendola a Rovigo, uno schianto fra 3 auto con una delle vetture finita in un fossato a bordo strada. Le persone ferite sono 7, tra cui anche 2 bambine, una di 6 anni e una di 3. Quest'ultima è stata trasportata in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Padova. La strada in cui è avvenuto l'incidente è chiusa al traffico e restano da chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo che hanno estratto dalle lamiere i feriti e hanno messo in sicurezza l'area, dato che durante lo schianto è stata danneggiata una linea del metanodotto. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.
Tragedia in spiaggia questa mattina a Bibione, una turista austriaca di 89 anni in vacanza con il marito è morta dopo essere stata colta da un malore sull'arenile. Tragedia lungo la spiaggia di Bibione intorno alle 11 quando una turista austriaca di 89 anni è stata colta da malore. Immediato l'intervento del personale di salvataggio balneare del SUEM 118 arrivato anche con l'elicottero e della Capitaneria di Porto. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare la donna colpita da un arresto cardiaco, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La scena si è consumata davanti agli altri ospiti presenti in spiaggia nei pressi della zona termale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di San Michele al Tagliamento per i rilievi, con il supporto della Capitaneria. La salma è stata trasferita nella cella mortuaria di Bibione. Il delitto Casagrande è riaperto a 35 anni di distanza dalla mattanza della pasticceria di Roncade. Parla il nipote della vittima, DNA, prova non cancellabile. Ora bisogna spiegare il perché, ma il nuovo indagato Paolo Gorghetto continua a optare per il silenzio. Il DNA è una prova molto... non si può cancellare, no? Se tu eri là in quel momento, spiegami perché. Se non me lo spieghi vuol dire che non vuoi parlare, che non vuoi dire il motivo valido. 35 anni dopo torna a chiedere la verità Gianni Fregonese, nipote di Sandra Casagrande, la 44enne barbaramente uccisa nella sua pasticceria di Roncade il 29 gennaio 1991. Ora per quella mattanza c'è un indagato, il 57enne Paolo Gorghetto, che all'epoca aveva solo 22 anni e abitava con la famiglia di origine nella frazione di San Cipriano. Ora l'uomo resta serragliato in casa Cendonna di Silea, no comment, la linea sua e della difesa. Non rilasciamo dichiarazioni. Nessuna dichiarazione? No. Si è professato innocente? Sì. E questo mentre si attende un ulteriore riscontro da parte del RIS tra il DNA estrapolato dall'Università di Padova e quello rinvenuto in pasticceria. Il nome di Gorghetto dice poco o nulla allo stesso Fregonese, che a quei tempi rientrava a casa nel fine settimana e andava a trovare puntualmente la zia nel suo locale. Personalmente non ho mai conosciuto, dopo anche averlo visto nei giornali, la foto non l'ho mai conosciuto. Tra i ricordi dell'epoca ce n'è però uno nitido, delle scritte apparse sulla porta di casa della 44enne nel periodo antecedente il delitto. C'era scritto "ti voglio" con la L e non la GL come la nostra grammatica prevede. Era scritto "ti voglio", quindi errore grammaticale, giusto? Sua zia era inquieta, era preoccupata? Sì, era molto preoccupata perché non era la prima volta che trovava scritte di questo genere. Lei pensava a qualcuno, ma non voglio fare nomi. Quel qualcuno era il sospettato di cui stiamo parlando in questi giorni? No, assolutamente, non era lui. Però è un elemento che deve essere ripreso in considerazione, questo della scritta, lei dice? Non si può riprendere in considerazione, non esiste più. Insomma, in questo capitolo che si riapre nulla deve rimanere in sospeso. Fregonese, che ricorda la zia come una donna stupenda e indipendente, parla anche per l'anziana madre Bianca, sorella maggiore della vittima, che oggi ha 102 anni. Per una vita anche lei ha chiesto giustizia, arrivando a scrivere direttamente al capo dello Stato. Ho sempre pensato che prima o dopo qualcosa doveva succedere ed è successo. Adesso speriamo soltanto che vada tutto a buon fine in un modo veloce e chiaro. 19 anni di violenza su moglie e figlia. I carabinieri di Piove di Sacco hanno arrestato e allontanato dalla casa familiare un uomo. Dopo un'ora e mezza di Camera di Consiglio è arrivata la conferma. La Corte d'Appello di Venezia ha ribadito punto per punto la sentenza di primo grado, confermando l'ergastolo per Sergej Margesci, il 39enne moldavo responsabile dell'omicidio di Giacomo Gobbato.
La sera del 20 settembre 2024, in Corso del Popolo a Mestre, Gobbato, conosciuto da tutti come Jack, venne accoltellato mentre cercava di fermare una rapina ai danni di una donna, insieme all'amico Sebastiano Bergamaschi, rimasto ferito nell'aggressione. Nel processo d'appello il sostituto procuratore ha ripercorso la ricostruzione già emersa in primo grado, determinante anche l'analisi del medico legale nominato dalla procura, secondo cui il colpo mortale sarebbe stato inferto con una forza elevatissima e continuata, tanto da trapassare la felpa, 4 centimetri di muscolo e lo sterno della vittima. Per conoscere le motivazioni della sentenza saranno ora necessari i previsti 90 giorni. Naturalmente questo il servizio sul processo per l'assassinio di Jack Gobbato a Mestre. Ora vediamo anche quanto accaduto con l'arresto e l'allontanamento da casa di un padre per violenza in famiglia. Frustava anche la figlia minorenne con la cintura dei pantaloni e da anni terrorizzava la moglie con botte, minacce di morte e umiliazioni. È l'accusa che pesa su un uomo residente in provincia di Padova, raggiunto nei giorni scorsi da un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare disposta dal GIP del Tribunale di Padova su richiesta della procura ed arrestato dai carabinieri della stazione di Piove di Sacco, già intervenuti in precedenza presso l'abitazione della vittima, che aveva poi sporto denuncia. Secondo l'accusa, i maltrattamenti sarebbero iniziati quasi 20 anni fa, nel 2007, aggressioni fisiche, minacce, insulti, quasi sempre con l'uomo in stato d'ebbrezza, consumati regolarmente davanti alla figlia, anche quando era ancora bambina. Tra gli episodi più gravi contestati, un tentativo di soffocamento della moglie con un cuscino, minacce con una forchetta puntata sotto il mento e nell'agosto scorso un tentativo di strangolamento che aveva costretto la donna ad abbandonare la camera matrimoniale e a dormire sul pavimento del piano superiore. Nel mirino dell'uomo sarebbe finita anche la figlia sin da quando aveva appena 6 anni. Ogni volta che la bambina tentava di difendere la madre, scattavano schiaffi, spintoni e frustate con la cintura dei pantaloni, violenze che si sarebbero ripetute nel tempo, lasciando segni profondi. A tutto questo si aggiungeva un controllo economico asfissiante, nessun contributo alle spese familiari, nessun denaro concesso e alla figlia veniva persino pretesa la consegna degli scontrini per ogni minimo acquisto. L'uomo ha rifiutato il braccialetto elettronico, il giudice ha quindi disposto anche il divieto di dimora nel comune di residenza delle figlie, con il divieto di avvicinarsi ad almeno 500 metri dalle persone offese e dai luoghi da loro frequentati. Ed ora il caso del prof di religione accusato di abusi sui minori. Dopo giorni di silenzi parla il vescovo di Padova, Claudio Cipolla. Noi abbiamo anche la consapevolezza in realtà di aver già fatto molto di quello che dovevamo e che potevamo fare. Ci sono delle persone che sono interessate e che sono come da collocare tra le vittime, diciamo. Tra questi siamo anche noi, c'è anche la Chiesa, e ci sono i ragazzi, ci sono le famiglie, c'è il Barbarigo, c'è la scuola dell'infanzia, c'è la parrocchia e di tutti bisogna tener conto. Però non me la sento di passare dalla parte di chi doveva fare di più, perché abbiamo fatto molto. Così il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, in merito alle denunce per pedofilia che hanno coinvolto l'ex docente di religione del Barbarigo, Francesco Saviane. La giustizia civile ha più strumenti dei nostri, sottolinea Monsignor Cipolla, e ci aiuterà a capire la verità. Confermata anche la rimozione di Don Cesare Contarini, che dal 2023 ha ospitato il 37enne in parrocchia ad Albignasego. Una nuova destinazione è ancora elaborata e è previsto che lui si allontani certamente dalla parrocchia. Quando succederà? Nei prossimi giorni. Il tempo anche fare qualche scatolone, cioè nel senso che non è indagato Don Cesare. Don Cesare ha fatto quello che poteva fare, in coscienza ha preso le sue posizioni, noi non le abbiamo condivise, però non mi sembra che dobbiamo trattarlo come se fosse una persona
così da inquisire. Ad Albignasico intanto c'è stato un confronto in parrocchia tra Don Contarini, che ha confermato che tra qualche giorno se ne andrà, e i genitori dei bambini del Grest della scuola parrocchiale, per confrontarsi in un momento di forte preoccupazione, come testimonia uno di loro. Non prendiamo in considerazione il fatto di non portare i nostri figli, perlomeno i genitori della mia classe, perché non è questo quello che vogliamo. Noi non vogliamo avere paura di lasciare i nostri figli qua, noi vogliamo poter stare tranquilli e quindi vogliamo arrivare a quello, vogliamo arrivare a stare tranquilli. Aveva iniziato una corrispondenza romantica per spillare denaro nei social fingendosi un noto cantante. Il raggiro di una ventenne di Senigallia però è stato scoperto dai carabinieri di Schio. Si finge un noto cantante nei social per tentare una truffa di alcune migliaia di euro ai danni di una ammiratrice sessantenne residente a Schio. Una vera e propria trappola sentimentale che sarebbe stata messa in atto da una ventenne residente in provincia di Ancona. A sventarla i carabinieri di Schio, che attraverso indagini bancarie hanno ricostruito la tentata truffa. A seguito della promessa di un incontro privato con il noto personaggio pubblico, la giovane avrebbe richiesto il pagamento di alcune migliaia di euro tramite l'acquisto di carte regalo. Con il pretesto di presunti errori nell'inserimento dei codici, la richiesta sarebbe stata reiterata più volte, motivo per cui, seguendo le tracce digitali lasciate, i militari hanno poi individuato l'effettiva identità del profilo fake, identificando e denunciando la giovane residente a Senigallia. È stato sospeso il blocco della circolazione dei camion in seguito all'intesa con il governo che ha promesso lo stanziamento di 300 milioni e la proroga del taglio alle accise fino al 6 giugno. A Mestre l'assemblea interregionale degli autotrasportatori per fare il punto sulla situazione. Si è aperto un tavolo, a fronte di questo risultato abbiamo deciso di sospendere e non di revocare il fermo, perché ci sono le condizioni per continuare a trattare con il governo. Sospeso il fermo nazionale dei servizi dal 25 al 29 maggio a seguito dell'intesa raggiunta al tavolo di trattativa tra governo e rappresentanze dell'autotrasporto, al termine del quale è seguito un consiglio dei ministri che ha messo nero su bianco con un decreto legge quanto promesso nella riunione. Concordato inoltre l'avvio di un tavolo permanente al Ministero dei Trasporti finalizzato a proseguire l'analisi delle altre questioni di carattere tecnico-normativo che interessano il comparto e la ricostruzione della Consulta Generale dell'Autotrasporto e della Logistica quale organismo deputato alla definizione delle politiche di settore. A Mestre un'assemblea pubblica interregionale in cui si è fatto il punto sulle decisioni prese, 300 milioni di crediti d'imposta previsti per gli autotrasportatori. Per un senso civico è stato interrotto il fermo perché comunque il governo ne aveva dato 500 milioni e ha stanziato 300 milioni. Voglio ricordare che i 300 milioni non sono un aiuto alla categoria, ma sono soldi che ci dovevano già essere dati con le accise. Poi la riduzione ulteriore del gasolio andiamo bene noi, andiamo bene anche i committenti perché si abbassa un po' sul costo. Siamo fiduciosi, però vogliamo vedere il decreto, vogliamo vedere il regolamento perché anche a marzo c'era stato detto la stessa cosa con 100 milioni ma poi non è stato attuativo. Fiduciose ma attente le associazioni degli autotrasportatori, consapevoli del fatto che 300 milioni sono un inizio ma non la soluzione alla crisi che il comparto sta attraversando. Argineranno per un periodo la nostra crisi, non sarà un metodo risolutivo, ma sicuramente un aiuto economico lo è. Prorogato al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, la riduzione sul prezzo del gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina resta a 5 centesimi al litro. Ma dopo 3 mesi di crisi, rileva la CGA di Mestre, il caro gasolio è costato all'autotrasporto 2,1 miliardi. A quasi 3 mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo, il prezzo del diesel alla pompa è salito da un valore medio di 1,67 a 1,98 euro al litro, segnando così un più 18,5%. E cosa succederà dopo il 6 giugno lo si capirà nelle prossime settimane. Se come l'ultima volta vengono promessi non vengono dati, si riparte per il fermo. Antenne dritte quindi? Andremo dritti per la nostra strada, però è un senso civico, quindi è meglio sempre trovare un accordo fra le parti. Non vuole essere chiamato eroe il poliziotto che ieri ha salvato da un incendio a Torre di Quartesolo 2 vicini di casa. Il questore di Padova ha annunciato che l'agente sarà promosso. Si sta pensando anche a un riconoscimento al vostro agente?
Sicuramente lo proporrò per il riconoscimento relativo a una progressione in carriera e anche perché gli venga così una proposta per la concessione anche di una onorificenza. Questo è l'annuncio del questore di Padova Marco Dorisio, l'agente Manuel Domingo Geremia, che ha salvato la vita a 2 anziani a Torre di Quartesolo, in provincia di Vicenza. Sarà premiato. Un eroe silenzioso lo ha definito, ricordando i tanti poliziotti che hanno perso la vita per aiutare gli altri. Mi piace definirlo, il gesto da eroe silenzioso, ma non solo lui. Gli eroi silenziosi sono tutti quanti, tutti quei cittadini che quotidianamente si alzano, quindi con loro agire improntato alla legalità, al rispetto delle regole, alla solidarietà, all'altruismo, danno il loro contributo silenziosamente. Manuel Domingo Geremia però si schermisce. Ho fatto solo il mio dovere, dice. Nella sua azione per salvare i vicini dalle fiamme, fondamentale il supporto della sua famiglia. È stato proprio un attimo in cui mi sono girato e proprio dal balcone ho visto l'interno della mia camera da letto, dove c'era la mia compagna che teneva in braccio mio figlio, e in quel momento lì, vedendo i suoi occhi e immaginando di essere il suo eroe anche solo per un istante, mi ha dato quella forza di riprovarci per ritornare dietro a prendere il Bortolaso, perché sennò non sarebbe più uscito. Uno scenario preoccupante quello in cui si è trovato Geremia. In casa il suo vicino aveva anche delle armi che stavano esplodendo. Ho pensato di non rivedere più la mia famiglia in un breve istante, però appunto per quello, essendo appunto la mia famiglia a fianco di casa, ho pensato a salvare loro. Quindi il mio intento era spegnere immediatamente il fuoco, salvare i 2 anziani e cercare di spegnere l'incendio. La soddisfazione più grande però è stata, una volta tornata a casa, ricevere l'abbraccio e i complimenti del figlio di 7 anni. Che sono il suo eroe. Rimaniamo a Padova, dove oggi si è parlato anche di cooperazione internazionale. Lo si è fatto ricordando uno dei padri del CUAM, Don Luigi Mazzucato. Un incontro a Padova per ricordare Don Luigi Mazzucato, per oltre 50 anni direttore del CUAM Medici con l'Africa, una figura centrale della cooperazione internazionale che ha lasciato il segno nella vita di chi lo ha conosciuto e con lui ha collaborato. Don Luigi è stato direttore dal 1955 al 2008, quindi 53 anni di direttore. Da prete ha dato la visione lunga alla vita del CUAM. In mezzo ai tanti problemi che assediano la vita del CUAM ha sempre mantenuto una visione lunga della cooperazione, della solidarietà internazionale, ed è stato un grande merito. E poi anche come prete all'interno della vita della Chiesa di Padova, a dire che è una Chiesa che non può chiudersi ma deve aprirsi al mondo, con tutte le sfide, le fatiche anche, ma anche con la forza del Vangelo, che la solidarietà, che l'attenzione ai più poveri, la vicinanza e la cura delle persone ammalate è un carisma fondamentale della vita della Chiesa che si ispira al Vangelo. Il CUAM è presente in 9 paesi dell'Africa, tra i quali l'Uganda, dove l'OMS ha dichiarato l'emergenza Ebola, una malattia che preoccupa. Per questo sono già state prese tutte le precauzioni possibili. L'Ebola uccide, la paura c'è, siamo allertati, siamo sul pezzo in Uganda, dove noi siamo presenti e stiamo dando ai nostri tutti i dispositivi necessari per proteggersi da questa epidemia. Ovvio che fa paura perché uccide l'Ebola, però siamo anche fiduciosi che con l'aiuto, con l'attenzione, con la sensibilità e la competenza che abbiamo di poter contenere questa malattia che fa paura. Dopo il delfino Mimmo, diventato un abituale frequentatore della nostra laguna, sono stati avvistati anche 2 piccoli squali che sono stati notati mentre nuotavano pacificamente poco distante dal lido di Venezia. Una presenza che non è una novità, soprattutto in questa stagione primaverile, ma che comunque ha destato parecchia curiosità tra i veneziani. Qui li vediamo nelle immagini postate sui social. Si tratta molto probabilmente di 2 piccoli palombi, chiamati in veneziano anche cagnoletti, che sono comunque innocui e non pericolosi per l'uomo. Rimaniamo in Laguna di Venezia perché domani è la giornata della 50ª edizione della Vogalonga.
La Vogalonga festeggia con un'edizione record memorabile il suo 50° compleanno. A Venezia dunque non sarà solo giornata di elezioni amministrative, ma anche del tradizionale appuntamento remiero, la regata non competitiva che porterà a Venezia 2282 barcheremi e oltre 9.900 volatori per un percorso complessivo di 30 km lungo i canali della città. La manifestazione, ideata dall'indimenticabile Lalo Rosasalva, è oggi portata avanti con passione dal figlio Antonio, presidente del comitato organizzatore, con molti volontari. La partenza avverrà con il classico colpo di cannone in mattinata dal bacino di San Marco. L'appuntamento è nato per un messaggio contro il moto ondoso nel 1976 e di rispetto per la città. Rispetto alle prime edizioni si è evoluto, ma il significato è rimasto intatto e più che mai attuale. Oggi però sono in maggioranza gli stranieri che vi partecipano rispetto ai veneziani. C'è molto entusiasmo da parte del popolo del remo, ci hanno raggiunto in tantissimi, forse anche troppi, tant'è che non siamo riusciti ad accettare tutti quelli che hanno richiesto di partecipare. Comunque siamo riusciti alla fine a accontentare quasi tutti quanti. Prima della partenza verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Duilio Stinger del comitato organizzatore. Una buona Vogalonga a tutti, il meteo sembra propizio, aspettiamo una buona giornata e buona Vogalonga a tutti. Con la vigilia della 50ª edizione della Vogalonga di Venezia si conclude questa edizione del TG Veneto di Antenne 3. Dopo di noi le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.